Ho ancora una curiosità. Oggi si comincerà a discutere in aula di un altro provvedimento molto spinoso, che è quello che riguarda la diffamazione. Si parte dal caso Sallusti, ma in realtà poi il tema si allarga molto. Si profila quello che noi abbiamo definito sul nostro giornale una sorta di nuova legge bavaglio. Qual è la sua opinione su questo tema? Come vi comporterete in Parlamento? Non opinione, ma c'è un disegno di legge a mia firma. Dunque, premesso che io potrei considerarmi in conflitto di interessi con Sallusti e con il giornale, perché ho tante di quelle cause in corso. Lei sa che io, per difendere l'onore mio e il decoro del partito, ho dovuto impostare circa 350 cause civili e penali e anche amministrative. E lei sa che nella posizione in cui mi trovo io non è che posso fare come fece il Pomicino. Pomicino una volta è stato simpaticissimo alla televisione, gli ha detto: io ho ricevuto 30 avvisi di garanzia, ma 27 volte sono stato assolto e 3 volte condannato, come se l'innocenza si vince ai punti, insomma, no? Tu immaginati, con un incontro di pugilato, no? Tu immaginati per un attimo solo che uno viene accusato di 10 omicidi, dice no, ma ammazzati solo 3. Quindi io sono, per definizione, tra virgolette, costretto, devo vincere tutte le cause, perché se ne perdo uno perde la guerra. Certo. Capite il concetto? Quindi, premesso che in tutto ciò che sono le mie azioni di rivalsa nei confronti del giornale di Sallusti, sono tutte in quelle sentenze, in quelle querele, in quelle cause civili che ho in corso, io sono stato il primo che ha preso posizione contro il carcere ai giornalisti. Perché? Primo, e l'ho sperimentato sulla mia pelle, non è che il carcere è una pena così sproporzionata rispetto a ciò che è il danno che ricevi, che mette a rischio la democrazia, perché nel momento in cui tu metti l'ipotesi di mettere in galera chi dissente o chi ti critica, oggi può andare per una ragione giusta, ma domani può essere per una ragione ingiusta e si può andare verso lo stato di regime. Quindi ho fatto un disegno di legge e per primo ho preso posizione affinché non si faccia chissà che cosa. Io quel provvedimento che sta uscendo adesso non lo condivido assolutamente. Quindi voterete contro? Ma quel provvedimento voglio dire, toglie il carcere, ma prevede tutto un insieme di sanzioni tali per cui alla fine quasi conviene andarsi a fare una settimana a San Vittorio, che così risparmi, insomma. Allora, invece io che cosa ho previsto nel mio disegno di legge? Togliamo il carcere, lasciamo la multa, così poi 500 euro, 1000 euro, è soltanto simbolica per dire: hai torto nell'aver fatto quella cronaca ingiusta, quella critica ingiusta, aver raccontato un fatto falso, aver criticato falsamente, hai torto. Sul piano del risarcimento io lascerei le cose come stanno. Come stanno le cose adesso? Primo, se uno si sente diffamato, il caso io me ne sono sentito molte volte, chiede, primo, che venga pubblicato, quantomeno per estratto, cosa dice il giudice del perché lui ha sbagliato e mi ha diffamato. Secondo, che mi risarcisca in modo equo affinché, e lo stabilisce il giudice di volta in volta, affinché vi possa essere un risarcimento per chi l'ha subito, ma non ne subisce la limitazione. A me è capitato proprio con il giornale, una volta per un fatto l'hanno condannato a 20.000 euro, l'ha ripetuta, a un certo punto l'hanno condannato anche a 240.000 euro. Perché? Perché reitera. Certo. Ma lasciamo al giudice giudicare. Tante volte invece mi hanno dato ragione, ma mi hanno dato 100 euro per dire faccia più al caffè. Ecco, bisogna andare a vedere il caso. Io però utilizzo sempre quest'altra, quindi sono contro il carcere, voterò contro il carcere, voterò contro il sopravvivente, così come perché toglie il carcere ma di fatto mette il bavaglio, e questo non è giusto. Certo. Faccio un esempio ancora più concreto, no? Io, da quelli che mi hanno anticipato, che dice appunto il report che settimana scorsa, settimana prossima ti racconterà delle cose che non mi piacciono, le ritengo anche ingiuste, ma ce le fossero di Capanelli. Cioè, perché a me, da quelle esperienze, che cosa trarrà fuori? Che la prossima volta starò più attento. Quindi cosa adotto io come criterio? Chi fa informazione lungo due fronti, la cronaca e la critica. Chi fa politica non dovrebbe mai fare querele o cause per la critica. Ti piaccio o non ti piaccio? La critica te la devi tenere. Sul fatto falso, no, sul fatto falso si deve essere ripristinato. Tu mi puoi dire, siccome
hai i capelli lunghi sei brutto. Che sono brutto me lo puoi dire, ma non mi puoi dire che ho i capelli lunghi, che non ce l'ho più.